La firma del protocollo d'intesa che dà il via ai primi 15 progetti per un finanziamento di 29 milioni di euro a valere sul piano di rilancio del Nuorese è stata salutata con soddisfazione da tutti i soggetti istituzionali, dalle parti sociali che hanno partecipato alla sua redazione e alle fasi successive della predisposizione dei progetti. Tra le tante iniziative messe in campo, un rilievo importante è stato dato alla scuola e all'istruzione. Nell'ambito delle iniziative Scuole del Nuovo Millennio saranno attuati il progetto generale sulla nuova organizzazione scolastica per le scuole del secondo ciclo, finanziato con 5,3 milioni di euro, e il progetto pilota per vincere la sfida contro la dispersione scolastica, scuole del primo ciclo, che ha ricevuto 3,3 milioni di euro. Queste le parole dell'assessore alla pubblica istruzione della Regione Giuseppe De Sena. Assolutamente, dentro questo piano di rilancio del Nuorese c'è un investimento importante anche in termini economici e finanziari per migliorare le capacità di apprendimento dei ragazzi, quelle di base, quelle trasversali, con l'obiettivo di aggredire la dispersione scolastica, di aumentare il numero dei ragazzi diplomati e naturalmente aumentare il numero dei ragazzi che una volta terminato il diploma si iscrivono alle università sarde. Quindi ci sono molti progetti, tra l'altro tutti i progetti relativi a tutti a scuola, quindi linea A, linea B e linea C sono stati raccolti dal piano di rilancio, dalla cabina di regia, trasformati e a breve diventeranno operativi, anzi oggi è stato aperto l'avviso che è relativo al piano di rilancio del Nuorese, cioè l'avviso specifico dedicato a tutti a scuola per il territorio del Nuorese.